Siamo con Davide Donofrio, direttore di Confapi Padova, e parliamo degli infortuni sul lavoro, infortuni che fortunatamente sono diminuiti in Veneto, ma le morti bianche rimangono comunque costanti e un numero alto in regione. Sì, abbiamo infortuni in calo nel 2014 nel Veneto, ma una notizia sicuramente di cui essere ottimisti, ma però il dato che non si può ancora accettare è che oltre 75.000 infortuni in Veneto, più di 13.500 nella sola provincia di Padova, ma il dato più allarmante è che sono ancora 84 le vittime, le morti bianche nel nostro territorio. Un fondo di 20 milioni di euro è stato stanziato per le imprese che fanno prevenzione da questo punto di vista. Sì, l'INAIL mette oggi a disposizione oltre 20 milioni di euro per gli investimenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, un'opportunità importante, visto che parliamo di un contributo a fondo perduto di oltre il 65% dell'investimento. È un'opportunità da non perdere per fare in modo che l'anno prossimo questi numeri siano ancora più bassi, e alla quale Confapi aggiunge, in collaborazione con Friuladria, 10 milioni di euro di plafond per agevolare le imprese che intendano fare questo tipo di interventi, ma che nell'attesa di ricevere il finanziamento dell'INAIL abbiano la necessità di agevolarsi avendo la cassa anticipata. Come accedere a questi finanziamenti? Questo è il vero tema spinoso, purtroppo queste risorse passano in una logica di click day. Invitiamo le aziende pertanto a rivolgersi all'associazione per capire in che modo arrivare preparati il giorno del click day per aumentare le possibilità di accedere al finanziamento.